isole sparse nella tabula peutingeriana secondo secolo d.C. Mantova, Ostiglia, 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 Vicenza, Altino, Verona. Asparetto, la capitale del mondo. Castello del Tartaro, il bosco della Carpanea, l'acqua sacra della Carpanea, il confine con la Lombardia di Ostiglia, ecco il Castello del Tartaro con la Carpanea. 11 gradi 11 primi longitudine e 45 gradi 4 primi di latitudine nord. La Bepa o Bastion San Michele, il Lax Venex, il Castel del Menago Carpanea, Santa Teresa in Valle, Crocetta Torretta, Padum, Padus, Eridano, Aesis, Ostiglia, Foce, Tartaro. Mettiamo ancora un po' di musica. Vediamo. Rosa Lanza De Paoli, Diari della Luna, Memorie e aneddoti della pianura, edito da Edar 1994. Un saluto a Lanzarosa, prigioniera politica. Progetto di fluvialità nelle isole sparse del Menago, Lombardia, Veneto, Emilia. Ecco l'antica fluvialità veneta rappresentata da Nettuno nell'acqua che galoppava. E questo è un altro simbolo veneto, il Bucintoro. Bucintoro con tutte le barche d'intorno. E questo è il simbolo azzurro delle isole sparse della Venetia di Renato De Paoli. E questa è la Venetia, il grande lago Veneto sotto il lago di Garda, il Mincio, il Cese, la Esis che arrivava fino a Ravenna, la grande endolaguna veneta interna che dalle isole sparse si irradiava in tutto il circondario come Atlantide e aveva contatti con Ravenna, Spina, Adria, Altino, Rialtino, le isole Orle, Ciossa, e questa era l'endolaguna. 11 gradi 10 primi, 45 gradi e 10 primi. Sud tracciato dal Po col confine col Ferrarese legato Pontificio. Polesella 1509, la famosa battaglia narrata della Gerusalemme liberata, credo.
E qui invece è uno dei siti archeologici più importanti, Fratta, Polesine, Frattesina e Narde. Eccola qua, vicino a Cegavello, ma i siti più importanti sono qui, nel grande lago Veneto. E qui vengono raccontati in questo grande libro, il più importante libro, che racconta il tempo della Dea, 35.000 anni di storia, scritto da Anna Maria Ronchi Gannette, edizioni Edar, 1996, nelle migliori librerie. Questo è il Menago e questa è una carta, sempre del Menago. C'è Venere, distesa sulla conchiglia, che danza con dei fauni, sui delfini, per le spiagge, spiagge venete. Ecco com'era il nostro lago, mari interni, 7 mari. Qualche volta c'era anche qualche coccodrillo, qualche cagnasso, ma sempre l'idea è eliminare l'impressia. Qua mi rappresenta come se si divertiva sulle isole. Questa è una ragazza che leva la schiena, forse anche del peggio, anche di meglio, mentre si diverte sulla barca. Eccole qua il divertimento più bello, nella civiltà delle isole sparse. E questa è l'Arengo, dove si cattava isolani, spare, ecco l'intorno alle sparete, tutte le anare che balla, che canta, che mangia, che beve, che fa festa, le osele, e poi è finire dentro negli skei veneti. Cantei in altro video, Zorzi, schifo Zorzi, oselle, skei veneti. E qua è un punto importante della civiltà fluviale. Ostiglia. Grazie se mi avete ascoltato, mettete i vostri commenti qua sotto.